giochi di squadra non abitano qui. Subaru contro Subaru, Fiat contro Fiat. E il campionato si avvia ad un finale di stagione dove i due piloti della casa delle Pleiadi, Andrea Navarra e Piero Longhi, e i due di quella italiana, Paolo Andreucci e Gian Domenico Basso, non lasceranno niente di intentato pur di superarsi. A 3 prove dal termine del campionato, la battaglia tra questi piloti è ormai quella decisiva ai fini dell'assegnazione del titolo tricolore. E se all'Alpi Orientali il duello è stato tutto in casa Fiat, per il prossimo Rally dell'Adriatico si annuncia una battaglia all'ultimo sangue tra Andrea Navarra e Piero Longhi. Il vantaggio del Cesenate è comunque più ampio di quanto la classifica indichi. Il regolamento del CIR prevede infatti lo scarto del peggior risultato ottenuto in una gara su asfalto. Questo in pratica vuol dire che, mentre il pilota di Cesena non ha alcun punto da scartare, per lui il risultato nullo corrisponde al ritiro al 1000 miglia, attualmente Longhi deve scartare 8 punti, Andreucci addirittura 10. Anche Basso conferma il suo punteggio, per lui vale infatti come scarto il ritiro nel Salento. La classifica con gli scarti sarebbe quindi la seguente: Navarra 101, Longhi 84, Basso 74 e Andreucci 72. Una vittoria di Andrea Navarra all'Adriatico cucirebbe quindi praticamente lo scudetto tricolore sulla tuta del Cesenate. Un successo di Piero Longhi riaprirebbe invece completamente i giochi, con il piemontese che avrebbe a disposizione poi le ultime 2 gare su asfalto per regolare definitivamente i conti. Tutto naturalmente Fiat permettendo, anche se il risultato dell'Alpi Orientali lima le chance di vittoria della casa italiana e dei suoi piloti. Il duello sul filo dei secondi tra Basso e Andreucci, conclusosi nella penultima prova speciale con la foratura del Toscano dovuta ad una traiettoria un po' troppo a rischio, se da una parte ha dato il successo al Veneto, dall'altra ha però ricacciato Andreucci alle spalle proprio di Longhi e Navarra. Tutto questo in una gara dove il campione italiano in carica aveva l'obbligo di rubare punti agli avversari. Ma il Rally Alpi Orientali ha anche detto che alla volata finale prenderanno parte in maniera attiva, a fare da ago della bilancia, anche altri piloti e vetture. Sia Renato Travaglia e la Peugeot, rallentati pesantemente a fine prima tappa da problemi di elettronica, ma costantemente vicini ai 2 Fiat, almeno all'inizio, sia Andrea Dalla Villa, terzo con la sua Renault Clio, a fine prima tappa e poi terminato solamente settimo per una serie di problemi ai pneumatici, hanno infatti confermato di poter essere protagonisti di vertice nelle ultime 2 gare su asfalto. Ma la corsa friulana ha detto ancora di più. Ormai la nuova Citroën C2, la più evoluta e moderna tra le Super 1600, è pronta per cogliere un risultato di assoluto prestigio. Un banale inconveniente meccanico ha infatti tolto a Rossetti e alla Rossa la possibilità di salire sul podio, ma i tempi realizzati parlano chiaro. Parlano soprattutto di una crescita impressionante se si considera che la C2 è solamente alla sua seconda gara nel tricolore. Luca Cantamessa e Franco Cunico, 2 tipi completamente diversi, ma che nel rally friulano hanno vissuto 2 storie parallele. Una prima tappa da dimenticare sia per l'Astigiano della Mitsubishi che per il Veneto della Renault, ed una seconda in crescendo che ha portato i 2 a piazzamenti di rilievo, rispettivamente al 5° e 6° posto finale. 2 storie identiche, ma 2 facce completamente diverse al traguardo. Quella di Cantamessa, decisamente contento di quanto fatto nella seconda tappa, e quella di Cunico, decisamente più corrucciata. I sorrisi il campione veneto li rimanda alle ultime 2 gare su asfalto, sempre naturalmente che si sia raggiunto almeno un posto sul podio. Nel gruppo N 2 ruote motrici la vittoria è andata a Giampaolo Boria, Renault Clio, davanti a Roberto Vescovi, Opel Astra OPC, che con questo risultato pone una seria ipoteca sulla conquista del tricolore di categoria e anche sul trofeo monomarca della casa tedesca. Sfortunata la prova del fiorentino Umberto Consigli, Renault Clio, ritiratosi quando era al comando. Una storia, infine, quella di Paolo Sottosanti e di Elisa Mandrile.
L'esperto pilota bergamasco e la giovane navigatrice piemontese hanno vinto nel trofeo Fiat Stilo. Una vittoria che vale moltissimo, soprattutto per Sottosanti, da qualche tempo ormai afflitto da problemi fisici che lo mettono a dura prova via via che la gara va avanti. Per loro insieme era la prima volta, ma ci riproveranno subito al Rally dell'Adriatico. Gli altri, i giovani leoni del trofeo, sono avvertiti. Se le sono date di santa ragione dal primo fino quasi all'ultimo chilometro. Si sono rincorsi lungo le 1000 curve del Rally Alpi Orientali con Giandomenico Basso sempre davanti e con Paolo Andreucci dietro a limare secondo dopo secondo il vantaggio che il Veneto si era costruito con una partenza lampo. Un duello sul filo dei secondi che si è risolto ad una prova dal termine, quando il toscano è incappato in una foratura, sicuramente aiutata da un contatto millimetrico contro un gradino, che lo ha ricacciato indietro in quarta posizione nella classifica finale. Una foratura pesante anche perché da quanto accaduto si sono avvantaggiate le due Subaru di Piero Longhi, alla fine secondo, e Andrea Navarra terzo, che hanno conquistato un bottino punti del tutto insperato all'inizio della tappa. Il protagonista assoluto è stato Giandomenico Basso, un basso stratosferico che ormai sull'asfalto è sicuramente l'uomo da battere, come dimostrano le sue vittorie al 1000 miglia a San Martino di Castrozza ed ora qui. Sì, è una bellissima gara, molto dura, probabilmente una delle più dure del campionato che io ho fatto sicuramente. Eravamo tutti e due, diciamo, nel filo del rasoio e siamo andati fortissimo tutti e due. Lui sulla penultima Peccato, io ho fatto un bel tempo comunque perché ho abbassato il mio tempo di 11 secondi e comunque sono felicissimo della gara, è stata veramente dura questa volta. La macchina comunque è andata fortissimo e anche le gomme misne. Ma vediamo ora il vincitore impegnato in una delle prime prove del Rally Alpi Orientali. 50, sinistra 4, 200. Al rosso, attenzione, destra 1. A. Attenzione, destra 1, A. Sinistra 1 più. Subito, destra 2 più, gira. Subito, sinistra 1 no. 1 no. 30. Sinistra, destra, sinistra, 3 più, gira, per, destra, 2, chiude attenzione, 0 corta, 2, chiude attenzione, 0 corta, continua, 3 più, subito sinistra, 100, quarta, sinistra, 1, tunnel, 1, tunnel, 70, rega destra 2, rega destra 2, a sinistra, subito a destra 2 più, 150, sinistra 5, gira 1, gira, gira 1, gira, subito a destra, sinistra, in destra 1 sale, in terza, 1 sale, a sinistra, per destra, 1 gira, 1 gira, continua, 30, destra meno, attenzione, sinistra 1, a destra, e sinistra meno, destra 3 meno, subito sinistra 1, destra 3 meno, subito sinistra 1, in, scivola destra 1, sì, continua, 4 più, chiude, 1 ti ricorda, chiude, 1 ti ricorda, subito sinistra 1 meno corta, chiude, scivola molto, 0 no, scivola molto, 0 no, subito destra, diventa sacrifica, 0, subito sinistra 1 interno, subito destra, in, sinistra meno, destra 2 gira, apre, 2 gira, apre, 100, attenzione destra 1, lunga poco.
Le vicende della penultima prova speciale hanno tolto la possibilità alla Fiat di portare a casa una prestigiosa doppietta e a Paolo Andreucci di rosicchiare qualche punto pesante ai due della Subaru che lo precedono nella classifica tricolore. Ho bucato dopo 6 km della prova di Denche, della penultima prova, e per cui mi sono fermato a cambiare la gomma e ho perso più di 2 minuti perché ne mancavano 9, abbiamo cambiato la gomma per cui abbiamo perso molto. Ma vediamo ora le immagini del camera car di Andreucci proprio nella penultima speciale. 40, sinistra 7 fondo, 150, destra 8, 80, blitz al palo sì, destra 5, corsi sinistra 5 meno finita, e anticipa Ray 5 più 2 volte, chiude 10, sì sinistra 4 corta, 100, sinistra 7 e destra sinistra 6 più, apre e tenere e si fondo destra 6 meno, 30, fondo 6 meno, 30 al poggio, destra 3 corta fino a Ray, diventa 7, con sinistra 8, 150, 150, sinistra 5 meno meno, lunga fino alla roccia, 80, no, destra 6 meno, poi gira, per sinistra sì, destra 6 più, finita, 100, all'albero, no, sinistra 6 più, diventa 10 dopo l'albero, 4 meno meno lunga, per destra, sinistra 7, e destra 4 meno, con sinistra 7 molla, 40, prima del Ray, destra 5 vai, apre il cartello, diventa 7, 100, destra sì, sinistra 4 meno. Bilancio a toni chiaroscuri per quanto riguarda la Fiat, quindi. Bilancio sicuramente positivo invece in casa Subaru, con i due piloti del team visibilmente contenti per il risultato ottenuto. Per Longhi però il secondo posto potrebbe non essere sufficiente a scavalcare il compagno di colori che gli è terminato dietro. Per noi secondi e terzi, per Subaru direi un risultato qua inaspettato, visto che poi nella prossima gara sarà di terra, direi che per il campionato ci voleva e direi che siamo messi molto bene. Il piemontese è comunque sempre stato bello e spettacolare da vedere, come dimostrato dalle immagini del suo camera car. Tornante sinistro, 150, stai largo, destra 3 meno, occhio per sinistra 3 meno meno, 3 meno, occhio per sinistra 3 meno meno, 3 meno meno, continua 3 più, per destra 3 più, occhio, 3 più, occhio, per attenzione sinistra 3 più, occhio, per destra 3 meno meno, tieni, 3 meno meno, tieni, stringi, subito attenzione, destra 3 più, vai, per sinistra 3 più e subito tornante destro, stai interno, sinistra 3 più, occhio, per attenzione, destra 3 più per tornante sinistro, 3 più per tornante sinistro, e destra 2 più, continua 3, vai, e tornante sinistro, continua 3, vai, e tornante sinistro, dai, tornante sinistro, stringi e tornante destro, per ritarda, sinistra 3 più, occhio, subito attenzione, destra 3 più, occhio, per sinistra 3, continua 3 più, vai, 40, continua 3 più, vai, 40, attenzione, destra 4 meno, occhio per tornante sinistro, subito molta attenzione, destra 3 più, chiude 2 più, 3 più, chiude 2 più, stringi, per sinistra 3 più, occhio, per dosso, destra 3 più, occhio, non tagliare, 100, sinistra 4 meno, occhio, continua attenzione, 4 meno, per destra 3, subito sinistra 3 più, vai, continua 3 più,
continua 4 meno, subito destra 3 più al cartello, continua 4 meno, sta interno stretto, molta attenzione, sinistra 3 più occhio, chiude 3 meno occhio, per molta attenzione, destra 3 più occhio, chiude tornante destro, 3 più occhio, chiude tornante destro, subito sinistra 3 più occhio, vai, 30, destra 3 più occhio, subito sinistra 3 più 50, sinistra 3 più 50, stai largo, sinistra 3 più su dosso, per destra 3 più vai 50, destra 3 più vai 50, destra 4 meno occhio, per sinistra 3 più, continua, attenzione, 4 meno occhio su dosso, per destra 3 più occhio, non tagliare, destra 3 più occhio, non tagliare. Sempre più sereno e sempre più conscio delle sue possibilità di vittoria nel tricolore, Andrea Navarra ha condotto una gara perfetta, senza mai sbagliare niente e sempre tenendo un passo vicinissimo a quello dei primi. Un passo che poi il Cesenate ha anche alzato in vista del traguardo e del possibile contrattacco di Paolo Andreucci alla sua terza posizione. Un contrattacco che effettivamente c'è stato, ma che Navarra ha contenuto con disinvoltura. Sì, un risultato importante perché in queste condizioni qui all'Alpi Orientali con secco i 1600 era impossibile stare davanti e quindi va benissimo così, sono contento per la Subaru e per me e Simona soprattutto. No, destra piena. Ecco Navarra in prova, assistito dalle note di Simona Fedeli. Sinistra piena, frena. Sfiora destra, sinistra 3 meno, stringi. Imposta, sfiora destra 2 tonda largo e destra piena, ritarda al rail, chiude 2 tonda sfiora. Sinistra 3 no, chiude 1 tonda. Sfiora destra, imposta, chiude 2 meno sfiora, sfiora sinistra 2 meno. Sfiora destra piena tonda, sfiora sinistra, destra 4 meno tonda, sfiora vai, 100. Imposta al rail, frena, destra tonda sfiora, sinistra meno, subito imposta al rosso, destra 2 tonda sfiora, sinistra meno sfiora, destra 2 meno tonda vai, lunga piena, in imposta sfiora, sinistra meno, no destra, imposta, sinistra 1 tonda lunga stringi. Sfiora destra 2 apre e ritarda sfiora, destra 2 tonda largo 50. Sinistra piena e imposta, sinistra meno sfiora, destra 2 tonda apre piena lunga, sfiora sempre occhio, sfiora sinistra 2 meno. Imposta, sfiora, destra 2 meno tonda lunga, stringi, sfiora sinistra 1 tonda. Imposta, destra 2 tonda sfiora, 30. Imposta, sfiora destra meno, sinistra 2 tonda stretto, subito imposta, sfiora destra meno, sinistra piena, sfiora poco, destra 3 meno tonda, subito imposta, sfiora sinistra 1 meno tonda stringi. Imposta, destra meno, sinistra piena, per sfiora destra sinistra piena, sfiora destra tonda frena, occhio sinistra meno, destra piena e imposta sfiora destra, sinistra 3 stretto, subito imposta, chiude 2 tonda meno, sfiora. Ok. Sì, chiude 2 tonda meno sfiora, sfiora destra tonda meno, occhio sinistra meno, destra piena tonda sfiora, sinistra 3 meno, imposta buca destra, occhio frena, sinistra meno, destra 3 piena stretto, ritarda, destra meno sfiora, sfiora sinistra 3 tonda vai. La penultima prova speciale ha anche visto il pesante rallentamento e poi il ritiro per problemi al cambio della Citroën C2 del friulano Luca Rossetti, fino a quel momento terzo ed autore di un'ottima gara. Per sinistra 3 più corta, in destra 4 corta.
Io escluderei nel bilancio, terrei fuori quello che è capitato, che è una sciocchezza, perché se non mi sbaglio sono svitati 3 bulloni a causa delle vibrazioni o comunque qualcosa di piccolo, e quindi non va ad influire su quanto di buono ha fatto vedere la macchina in questa gara. La prestazione è notevole, i passi avanti altrettanto, tutto quello che abbiamo fatto e i meccanici hanno a livello di interventi sulla vettura ha dato i suoi frutti, e quindi nonostante non vediamo l'arrivo comunque sono molto soddisfatto e ritengo che la trasferta qui a Udine sia positiva. Ecco il friulano impegnato sulle strade di casa a mostrare le grandi potenzialità della C2. Per destra 2 lunga e sinistra, destra 3 tieni, in sinistra 3 meno corta, 30, alla zebra sinistra 2 lunga, gira ghiaia, in destra 4, chiude 3 corta, tieni, no, e sinistra 3 meno, per destra 4 corta, no, continua 3 lunga ghiaia, per sinistra, destra comprime, per attenzione sinistra in salto, per destra 3 sporca ghiaia, e sinistra 4, 30, sinistra 3 corta e incrocio, destra 2 più, chiude subito, occhio, sporca, 70, sinistra 4 lunga, no, 100, attenzione, destra 3 più corta, stringe, continua 4 lunga, per sinistra 5 corta e destra 5 meno corta, 50, sinistra 5 meno lunga, chiude poco, 50, destra 5 corta, 30, destra 5 meno corta, no, per sinistra 5, 50, destra 6 doppia, no, 50, a rail, destra 6, 50, sinistra 5 lunga, tieni, in destra 3 meno scivola, e sinistra, per sinistra 3 più corta, in destra 4 corta, 50, sinistra 3 tieni umido, per attenzione, destra 4, chiude 2, e sinistra 3 corta, no, 20, sinistra 2 scivola, in destra 3 corta, scivola, per sinistra 5 corta, per destra 3 meno corta, e sinistra 4, e destra 3 più tieni, e sinistra 2 chiude, no, in destra 2 meno apre, per sinistra 2 gira, 30 sinistri, destra 2 più corta, sporco, continua 4 tieni, e sinistra 3 corta, tieni, no, in destra 2 gira, apre 4, 30, attenzione, sinistra 3 meno, e sinistra 2, no, gira, per destra 4. Alle spalle dei primi si sono quindi classificati Luca Cantamessa e Piercarlo Capolongo, in rimonta con la loro Mitsubishi Evo 8 fino alla quinta posizione finale. Franco Cunico, sesto con la sua Renault Clio Super 1600, e l'altra Renault Clio di Andrea Dalla Villa, rallentato da una foratura ad inizio tappa. Mancano 5 km, non conviene, vai giù, destra. È andata così, esperienza in più, bagaglio che va a nostro favore. Adesso vediamo di organizzarci per riuscire ad andare all'Adriatico, gara su terra, dove sembra che in questa gara abbiamo avuto sfortuna, perlomeno vediamo di proseguire così e direi bene. Abbiamo fatto una seconda tappa buona per le scelte che poi abbiamo visto giuste e sbagliate, anzi al contrario, prima sbagliate e poi giuste. Io credo di aver fatto delle scelte giuste e alla fine, nelle ultime 2 prove, come volevo io la macchina, mi sono trovato molto bene e mi fa sperare nel futuro, perché comunque per noi è una gara negativa. Noi siamo partiti molto bene ieri nella prima giornata e oggi abbiamo patito molto, e poi c'è stata una foratura e anche un problema a una gomma che si è rovinata troppo, e niente, ho perso in totale circa 2 minuti, di conseguenza ho perso alcune posizioni importanti. È un peccato, perché speravo molto in un risultato da podio in questa gara, speriamo nella prossima. Tornante destro, 30, destra 3 e chiude 2. Tornante sinistro, 50, sinistra
sinistra 4, 30, chiude 3 meno al rail e apre per tornante destro, 80, al rail anticipa, destra 2 più chiude e apre 4 corta a non tagliare, in sinistra destra 4 per tornante sinistra allarga, 40, destra sinistra 4, 80, sinistra 4, in tornante destro apre. Tornantino sinistro pulito, 30, tornantino destro, per sinistra 5 più, chiude 4 più, subito destra 3 più, e sinistra 3 meno diventa veloce, 40, dosso frena, attenzione, tornantino sinistro, 10, destra 2 meno gira, e ritarda a sinistra 3 più, e dosso con subito destra 3 più apre, 100, A chiudere i primi 10 si è quindi piazzato Matteo Gamba, primo tra gli under e primo anche nel trofeo Fiat.Abarth. Nel monomarca Fiat, Gamba ha avuto via libera dopo il ritiro quasi immediato di Stefano Bizzarri, fermo per un problema al motore già nella terza prova del rally. Da segnalare anche le belle prove dei due friulani Fausto Chiappo, Renault Megane Kit, e Claudio De Cecco, Subaru Impreza STI. Quest'ultimo, vincitore delle ultime edizioni della gara friulana, ha corso soprattutto pensando ai punti pesanti in funzione della Mitropa Cup. Tra i migliori non figura Renato Travaglia, Peugeot 206 Super 1006, fuori dai giochi fin dalla prima tappa, causa problemi di elettronica. Nella seconda il trentino ha recuperato il recuperabile facendo buoni tempi e conquistando comunque 2 punti per la classifica conduttori del tricolore.